Nell'ambito dell'evento Archeo Experience nell'Isola dei Tesori in Corso d'Agrigento, ieri sera al Teatro Pirandello è stata consegnata la cittadinanza onoraria a Munir Bukhenaki, che nel 1996, quale direttore della divisione del patrimonio culturale UNESCO, istruì l'iter della candidatura di Agrigento della Valle dei Templi a patrimonio culturale dell'UNESCO, avvenuta poi nel dicembre del 1997 in occasione della 21ª sessione della commissione che si era riunita a Napoli. Cittadinanza onoraria a nome della città di Agrigento a Munir Bukhenaki, che nel 1997 da direttore della divisione del patrimonio culturale dell'UNESCO firmò l'ammissione favorevole della candidatura del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento a sito UNESCO, contribuendo significativamente ad assicurare alla città di Agrigento grande notorietà a livello nazionale ed internazionale. Agrigento, 26 settembre 2023, Francesco Miccichè, sindaco di Agrigento. Grazie Munir. Ricevere questo riconoscimento come cittadino onorario della città e del parco qui, e dunque voglio dire che non è per caso che l'Italia è il paese che ha il più grande numero di siti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. La serata è stata aperta da Ugo Picarelli, organizzatore dell'evento, che ha parlato della 4 giorni che sta interessando la nostra città come preludio di Agrigento capitale della cultura nel 2025 e dell'importanza del marco di Odoros. Quindi l'esecuzione dell'inno di Mameli da parte della banda del Liceo Musicale Empedocle. Ospiti della serata al Teatro Pirandello sono stati Susi Bladi e Patrizio Roversi, che hanno fatto vedere dei servizi televisivi realizzati nel corso degli anni sulla nostra città, sulla Scala dei Turchi e sul Giardino della Colimbeta, con l'esperienza di turisti per caso. Ha portato il suo saluto all'evento come preludio di Agrigento capitale della cultura 20 e 25 il presidente della fondazione Giacomo Minio, che ha affermato come l'evento mette in luce non solo Agrigento ma la Sicilia intera e che gli effetti si devono protrarre oltre il 2025. Tra gli interventi quelli del dottor Giuseppe Parello nella sua qualità di direttore del Dipartimento regionale Beni Culturali e dei Parchi, che ha annunciato anche il restauro del sarcofago conservato al Museo Crispo, grazie al contributo dei club service, Lions e Rotary presenti, che hanno consegnato la somma di euro 2.500 cada uno per il ripristino dell'opera. Per l'occasione hanno presenziato sul palco il governatore del distretto Rotary Giuseppe Pitari e per il Lions Club in rappresentanza del governatore Simona Iannicelli. La serata si è conclusa con l'esibizione delle marce militari da parte della banda del Liceo Musicale Empedocle.